Veneto ci sono anche 18.420.000 kg di agrofarmaci. Si è andati subito sul pratico su Segana nell'incontro organizzato per la 53esima edizione della Giornata Mondiale della Terra. Protagonisti con Luca Mercalli, volto televisivo di programmi scientifici ed ambientali, il vescovo di Vittorio Veneto Monsignor Corrado Pizziolo e il presidente dei Coldiretti Treviso Giorgio Polegato. Un evento organizzato dall'amministrazione comunale nell'ambito della settimana dedicata all'ambiente, che ha visto una notevole e partecipata presenza di cittadini che hanno seguito con attenzione la relazione di Mercalli, che ha fatto il punto della situazione ecologico-climatica della Terra per poi concentrarsi prima sull'Italia e a seguire sulla pianura padana e il Veneto. Dati che non lasciano dubbi su un processo degenerativo che impone scelte globali per evitare che tra 2 secoli al massimo la Terra diventi sostanzialmente invivibile. Scelte globali ma anche scelte locali, ha sottolineato Mercalli, puntando il dito sulla cementificazione intensiva trevigiana e veneta, ma anche sulla cultura intensiva del prosecco. Chiaro che un'agricoltura di un certo tipo pone oggi delle criticità, la consapevolezza è già un primo punto di partenza, l'importante poi è riuscire a negoziare con i diversi attori delle soluzioni a questi problemi. Che in una parola peraltro ribadita anche da Papa Francesco significa equità nell'utilizzo del territorio, nello sfruttamento delle risorse, nel rapporto sociale. Lei poi ha detto che ovviamente ecologia viene prima di economia. Purtroppo l'economia viene prima in tutto il mondo, non soltanto in Italia nord-est. Il denaro corre rapido e quindi si tende sempre a massimizzare il profitto di domani mattina a scapito delle grandi strategie che devono invece difendere i beni comuni anche a vantaggio della nostra stessa esistenza ma delle generazioni future. Ecco perché ad esempio il futuro turistico dei nostri territori deve essere equilibrato. Il turismo può salvarci se viene mantenuto entro certi numeri, lo vediamo con Venezia. Venezia è arrivata al massimo delle sue capacità numeriche, quindi il turismo va benissimo, può essere un turismo ovviamente declinato sui valori del territorio, dell'ambiente, della sostenibilità, però attenzione, nuovamente non può essere un turismo che mira alla crescita continua.